già non più tardi di 2 anni fa con l'alluvione del 2010. Attenzione dunque a questi due temi di cui si è parlato a Montecchio Maggiore nel Vicentino in occasione di uno dei 7 incontri pubblici promossi su altrettante tematiche dalla Regione del Veneto in vista dell'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento adottato nel 2009. Era presente l'assessore al territorio e vicepresidente della Giunta regionale Marino Zorzato. Sentiamo le interviste. Pensavamo di essere una regione immune dalle possibilità di essere toccata da questi eventi, pensavamo che fossero solo problemi di altri. Allora, senza allarmismo, senza preoccupazione, dobbiamo tornare ad essere una regione che anche di questo si preoccupa, ma tocca a noi che facciamo amministrazione preoccuparci per i nostri cittadini, mettendoli in tranquillità, guardando le cose che si devono fare, che si possono fare, guardando soprattutto i rischi che corriamo. Quindi no allarme, no preoccupazione, sì attenzione e sì, per chi ha responsabilità, una seria analisi. Lo stiamo realizzando, abbiamo anche colto in questo episodio un buon lavoro delle nostre strutture, perché quando abbiamo visto quello che è successo in Emilia ma che ha toccato il Polesine, noi guardando sulle nostre carte abbiamo visto che i nostri tecnici stavano lavorando già su questo e avevano un buon monitoraggio. Di questo siamo stati anche nella disgrazia relativamente soddisfatti. Qui all'interno del piano territoriale regionale di coordinamento che andremo a affrontare dopo l'approvazione e l'adozione in giunta in commissione urbanistica è quantomeno importante ovviamente l'aspetto idraulico e l'annuncio che chiaramente, come già sapevamo, ma adesso è molto imminente, la partenza dei 2 bacini di Caldogno e di Trissino, credo sia un aspetto particolarmente importante. Curata poi sarà anche l'aspetto dell'esproprio con una grande attenzione per quanto riguarda la salvaguardia dell'imprenditoria agricola, e quindi qui il confronto con le associazioni di categoria sarà quantomeno opportuno e valido. Quindi c'è una grande sinergia e collaborazione tra gli enti. Oggi chiaramente questi confronti permettono anche di avere e recepire anche dei suggerimenti da parte dei tecnici e dei cittadini interessati, e quindi si svilupperà questo confronto poi che porterà nell'approfondimento in commissione urbanistica di ottobre chiaramente un piano territoriale regionale di coordinamento che sarà quanto mai importante e significativo in questi momenti particolari. Adesso cambiamo argomento, parliamo di lavoro e di ambiente, un confronto questa mattina organizzato